È tutto, ora la linea passa in Veneto al collega Paolo Zeriali per notizie e approfondimenti dall'Alto Adriatico, dalla destra tagliamento. Grazie ai colleghi di Udine, buonasera a tutti dalla redazione Alto Adriatico. L'ospite di oggi è Emanuele Prataviera, assessore provinciale di Venezia ed esponente della Lega Nord. Con lui parleremo insomma un po' di questi enti da salvare, da sopprimere, da cambiare o magari da modificare nelle funzioni. In una battuta soltanto, le province andrebbero abolite tutte, quindi anche quella di Venezia? Ma io credo che l'importanza delle province non sia, così come sono strutturate oggi, con i soldi che hanno a disposizione oggi, non servono. Quindi si potrebbero abolire? No, io credo che invece ci sono una miriade di competenze, penso ai rifiuti, all'ambiente, alla viabilità, all'urbanistica in primis e anche a tutto quel patrimonio demaniale che abbiamo che andrebbero rivisti. Però ripeto, così dalle regioni oggi siamo in un momento di marasma. No, abbiamo già noi queste competenze. La provincia occupa 814 km di strade, ha la competenza sulla materia dei rifiuti, dell'ambiente, sulle autorizzazioni, sulle discariche. Cittadini e allora che cosa dovrebbe avere in più? Decine e decine, no, non deve avere le risorse per poter fare il proprio dovere, altrimenti i cittadini non vedono l'azione amministrativa. Esatto. Poi è chiaro che dobbiamo iniziare a veramente a capire quali sono gli enti da chiudere. Va chiusa la provincia, bene, perfetto, dovete spiegarmi dove vanno poi il migliaio di dipendenti della provincia, chi li paga, perché a casa non vanno da qualche altra parte, vanno in regione, quindi eliminano Emanuele Prataviera e Francesca Zaccariotto, al cittadino hanno venduto la classica fetta di salame a mettersi davanti gli occhi e è convinto che tutto funzioni. In realtà il grosso della spesa non si gioca in provincia di Venezia e regione Veneto, il grosso della spesa si gioca da un'altra parte che è molto lontana dalle nostre case. Molto rapidamente io ringrazio allora il nostro ospite, l'assessore Prataviera. Molto rapidamente alcuni aggiornamenti anche importanti di cronaca nera. Tragedia poco prima delle 10 di stamane a Fregona in via Cal del Casal. Un uomo di 75 anni, Pietro Ulliana, è morto schiacciato sotto il peso del suo trattore. Ennesimo incidente stradale sulla curva del Cavatappi a Levada di Concordia Sagittaria all'inizio della tangenziale. Vacanze rovinate per una comitiva di turisti spagnoli. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Una lunga scia di gasolio questa mattina ha creato il panico tra gli automobilisti che transitavano lungo la provinciale 42 all'altezza della rotatoria di La Salute di Livenza. Gli addetti della provincia di Venezia hanno gettato diversi chili di sale. Una turista di Venezia, MLL, 68 anni, ha perso l'orientamento a Cison di Valmarino nel Trevigiano mentre stava passeggiando in località Andro del Gal, non distante dal bosco delle Penne Mozze. È stata quindi allertata la